Allerta arancione sul Levante a partire dalla mezzanotte. Nella notte attese forti precipitazioni. Sotto osservazione il bacino dell'Entella. Lunedì attesa una violenta mareggiata di Libeccio. Un impegno forte alla città e a tutta la diocesi: ritrovare il senso cristiano della morte per onorare la dignità dei defunti. Lo ha chiesto il vescovo nella messa presieduta al cimitero di Chiavari. La carta di identità del cristiano sono le beatitudini, il messaggio del Papa nel giorno della commemorazione dei defunti. Francesco ha celebrato la messa nelle catacombe, il ricordo dei cristiani perseguitati. Nella messa di Ognissanti in cattedrale Monsignor Tanasini ha richiamato l'immagine evocata da Giovanni: Dio attorniato da una moltitudine di volti. Sono i santi, ha spiegato, a determinare la realtà della storia. 300 giovani della diocesi di Modena hanno animato la veglia dei Santi a Sestri Levante, un percorso tra le due baie con sosta nella casa di Maria, ad indicare che la santità richiede un incontro e un cammino. Tentativi di furto in zona Rialto a Chiavari e a Levi, ladri in azione ieri nel tardo pomeriggio. I sistemi di allarme e il passaparola tra i vicini hanno messo in fuga i malviventi. Sul fatto indaga la polizia. Lunedì e martedì a Chiavari torna il saloncino dell'orientamento, 10 gli istituti scolastici coinvolti, fra le novità i corsi dell'Accademia del Turismo, il Liceo Gianelli e un nuovo indirizzo all'Istituto in memoria dei morti per la patria. Buonasera ai telespettatori di Tigulli Oggi. In apertura il maltempo, perché dalle 14 di oggi siamo in allerta gialla, ma scatta alla mezzanotte l'allerta arancione sulle aree del Levante e della Val d'Aveto. Per quanto riguarda i bacini piccoli e medi sarà in vigore sino alle 15 di domani, poi gialla fino alle 18. Per i bacini grandi, ovvero quello dell'Entella, sarà gialla dalla mezzanotte e dalle 8 del mattino, per poi diventare arancione sino alle 20. Ricordiamo che è appunto in vigore l'allerta gialla sino a mezzanotte per tutti i bacini della Liguria, allerta gialla che prosegue fino alle 18 di domani per il resto della regione, lo vediamo in grafica. Sotto osservazione dunque il bacino dell'Entella e il mare, attesa infatti l'arrivo anche di una mareggiata. Abbiamo fatto il punto con il portavoce di ARPAL, Andrea Lazzara, sentiamo. Quando è previsto il passaggio del grosso delle precipitazioni? Già ci sono state precipitazioni di un certo rilievo nelle ultime 12 ore. Dopo una pausa, una relativa attenuazione tra il pomeriggio e la serata, poi dalle prime ore della notte avremo il passaggio del fronte perturbato vero e proprio che porterà altri rovesci temporali in transito sul territorio regionale che insisteranno fino al tardo pomeriggio di domani domenica sul centro Levante. Particolare attenzione, dicevamo, ai bacini grandi. L'Entella in questo caso resta sotto osservazione, di qui il prolungamento anche dell'allerta arancione fino alle 20 di domani per il Levante. Esattamente, i bacini grandi hanno una scansione temporale diversa rispetto a quello dei bacini piccoli e medi che sono in arancione da mezzanotte fino alle 15 di domenica. I bacini grandi entrano in allerta arancione dalle 8 di domani domenica fino alle 20 appunto proprio per quelli che sono i riflessi delle precipitazioni. I bacini grandi hanno tempi di risposta alle piogge che sono evidentemente più lunghi rispetto a quelli dei piccoli e dei medi bacini. Sotto osservazione anche lo stato del mare, è previsto l'aumento del moto ondoso, ci sarà anche una mareggiata per le coste del Levante e di Libeccio. Le mareggiate saranno possibili perché nella giornata di domani, domenica, ci sarà un aumento del moto ondoso, diventerà anche agitato, molto agitato, mareggiate di Libeccio che spazzeranno un po' tutta la regione, ma in particolare il Levante, anzi sul centro Levante lunedì si prevede una mareggiata di Libeccio intensa con un periodo di 9-10 secondi, dunque particolare attenzione a questo fenomeno. Ricordiamo che in caso di allerta arancione, secondo il piano di protezione civile comunale, a Chiavari sono chiusi i parchi pubblici e i cimiteri, quindi domani resterà chiuso al pubblico il cimitero monumentale. Cimitero che ha ospitato questo pomeriggio la celebrazione della commemorazione dei defunti, la Santa Messa presieduta dal Vescovo nella cappella appunto del cimitero. L'appello di Monsignor Tanasini è ritrovare il senso cristiano della morte per onorare la dignità dei defunti. Sentiamo. È bello che una città intera si raccolga per pregare per tutti i suoi defunti.
La morte è una porta che si apre su una vita nuova, un momento non solo di distacco, ma che diventa solenne perché ci chiama a rispondere di tutta una vita e di noi stessi. Nella Santa Messa della giornata di commemorazione dei defunti, celebrata nella cappella del cimitero monumentale di Chiavari, Monsignor Tanasini ha ribadito come la morte non sia una fine, ma un passaggio nel quale il cristiano è chiamato a rispondere del bene fatto fino a quel momento. Gesù dice che in particolare saremo giudicati sull'amore, sulla carità, sul bene che vogliamo soprattutto ai piccoli, ai fragili, ai deboli. Non rende questo solenne e grave la morte? C'è la sensazione che al giorno d'oggi il rapporto con la morte sia un rapporto che non sa più tenere conto di questa solennità e gravità. Il vescovo ha chiesto poi un impegno forte alla città e a tutta la diocesi, ritrovare il senso cristiano della morte per onorare la dignità dei defunti. Gesti che parlano di mancanza di speranza, come la dispersione delle ceneri o addirittura quello di trasformare quelle dei propri cari in monili da indossare, siano stigmatizzati per ritrovare invece il senso cristiano della morte. Forse l'intenzione è quella di avere sempre con sé i morti, ma non sono gesti di rispetto. Io vorrei richiamare a questa serietà e a questa attenzione. Vorrei richiamare alla necessità di considerare la cura dei morti come un gesto grande di civiltà che riconosce la dignità di coloro che ci hanno lasciato. Nel pomeriggio poi il Vescovo ha presieduto la liturgia per la commemorazione dei defunti nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Riprendendo il Vangelo delle Beatitudini, Monsignor Tanasini ha spiegato che anche oggi noi siamo chiamati alla speranza. Una speranza che per i nostri fratelli defunti diventa attesa di poter entrare nella Beatitudine, ha detto il Vescovo, facendo riferimento al Purgatorio come luogo di purificazione. Come diceva Santa Caterina da Genova, ha proseguito il pastore della diocesi, noi dobbiamo raggiungere la pienezza della carità nella nostra vita. Siamo invitati a farlo ora, nell'amore verso Dio e verso i fratelli, e lo possiamo fare sostenendo i nostri defunti, le anime sante del Purgatorio, con la preghiera e il suffragio, le indulgenze e le opere buone, aiutandoli così a entrare nella beatitudine piena. E la carta d'identità del cristiano sono le beatitudini, lo ha ribadito Papa Francesco, celebrando oggi la messa nella commemorazione di tutti i defunti alle catacombe di Priscilla a Roma. Alla sua prima celebrazione in una catacomba, Bergoglio non ha mancato di ricordare tutti quei cristiani di ieri e di oggi che sono costretti a nascondersi perché perseguitati. Un momento di storia brutto che non è stato superato. Anche oggi ci sono tante catacombe in altri paesi dove i cristiani devono fingere di fare una festa, un compleanno per celebrare l'Eucaristia perché è vietato farlo. Anche oggi ci sono dei cristiani perseguitati più che nei primi secoli, ha ribadito il pontefice. E a partire da questa considerazione iniziale il Papa ha proposto una riflessione centrata su tre parole: identità, posto e speranza. L'identità del cristiano sono le beatitudini, non ce n'è un'altra. Se tu vivi così sei cristiano, ha ribadito Papa Francesco, e questo a prescindere dalle associazioni e dai movimenti cui si appartiene. Facciamo un passo indietro, la santità è dono e chiamata, lo ha ricordato il Papa ieri all'Angelus nella solennità di tutti i santi. Francesco, che ha invitato a compiere la tradizionale visita ai cimiteri come vero e proprio atto di fede, ha ricordato che esistono tanti santi della porta accanto e che sono un riflesso della presenza di Dio. Un cielo aperto ha accolto i fedeli in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus nella solennità di tutti i santi. Prima di recitare la preghiera mariana, il Papa ha messo in rilievo la forza e la bellezza di questa festa. I santi e le sante di ogni tempo, ha spiegato il pontefice, non sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani lontani e irraggiungibili, al contrario, sono persone che hanno vissuto con i piedi per terra. Hanno sperimentato la fatica quotidiana dell'esistenza con i suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre
e proseguire il cammino. Con la grande semplicità di sempre, Francesco ha ricordato come i santi abbiano vissuto il pellegrinaggio terreno. La santità, avvertito, non è merce di scambio proprio in virtù del suo essere dono della grazia di Dio. Un dono che però è possibile accogliere, maturando sempre più la consapevolezza che siamo innestati in Cristo come il tralcio è unito alla vite. Camminiamo verso quella città santa, dove ci aspettano questi fratelli e sorelle santi. È vero, noi siamo affaticati dall'asprezza del cammino, ma la speranza ci dà la forza di andare avanti. E in diocesi il Vescovo ha presieduto la messa nella solennità di tutti i santi nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, partendo dall'immagine richiamata da Giovanni che ritrae Dio attorniato da una schiera di persone. Monsignor Tanasini ha sviluppato una riflessione concentrando l'attenzione sulla comunione che esiste tra chi ci ha preceduto in paradiso e tutti i figli di Dio sulla terra, un intreccio tra l'amore dei nostri cari e quello misericordioso del Padre. Sentiamo. La visione di Giovanni narrata nelle scritture ci apre una finestra sul cielo e ci fa vedere una realtà popolata. Dio non è solo isolato ma circondato da una schiera immensa di persone. È da questa immagine che parte la riflessione di Monsignor Alberto Tanasini nella messa presieduta in cattedrale per la solennità di tutti i santi. Questa visione ci dice la forza e l'impegno dei santi. Sono loro che decidono in un qualche modo del momento in cui cielo, terra e mare finiranno. Sono persone segnate dal nome di Dio, ma non sono separate da noi, ha spiegato il Vescovo. C'è una comunione profonda tra noi e loro, ha poi proseguito utilizzando l'immagine di una competizione all'interno di uno stadio. C'è una comunione profonda tra loro e noi. Dice la lettera agli Ebrei che saremmo nel mondo come in uno stadio, dove noi stiamo correndo e dove sugli spalti ci sono coloro che sono già arrivati alla gloria e ci sostengono con il loro incoraggiamento. Oggi diremo fanno il tifo per noi, ci aspettano, desiderano che anche noi siamo vincitori. I santi intercedono per noi in quel grande mistero in cui l'amore di tanti si incontra con l'amore misericordioso di Dio. Questa comunione, ha proseguito Monsignor Tanasini, è una certezza che nasce dal fatto che noi siamo figli di Dio. Anche noi dunque abbiamo parte a quella gloria che ci attrae e ci richiama. Oggi sentiamo questo invito a correre nel nostro stadio col tifo dei nostri fratelli santi. Ecco la festa di tutti i santi, la gioia di oggi, lo sguardo, la beatitudine. La felicità non è un'illusione, perché Cristo Signore, col suo sangue, ci ha purificati e ci ha dato una veste candida. Nella notte dei santi, circa 300 giovani della diocesi di Modena hanno raggiunto Sestri Levante per trascorrere insieme ai loro coetanei di Chiavari una serata in modo diverso e originale. Il cammino tra le due baie e la sosta nella chiesa di Santa Maria di Nazareth ha offerto loro la possibilità di riflettere sul tema della santità. Sentiamo. Le favole, la casa di Maria, il silenzio, tre elementi caratterizzanti per la veglia della Notte dei Santi, animata a Sestri Levante da circa 300 giovani provenienti dalla diocesi di Modena e partecipata da molti ragazzi della diocesi. Una tradizione, quella modenese, che parte da una consapevolezza: la santità richiede un cammino. Ci siamo detti, ma perché non far vivere la bellezza di tutti i santi con quel esclamativo, ma perché non diventare tutti santi? E allora come si fa a diventare santi? Ci si mette in cammino. Prima ci si incontra, quindi giovani di più parrocchie che si incontrano in un cammino insieme, che si fa sinodo, si fa pellegrinaggio alla scoperta della bellezza della santità, e l'Italia ci aiuta. Dai luoghi percorsi nella veglia ha preso spunto la riflessione pronunciata dal vescovo di Modena, Monsignor Erio Castellucci. Partendo dalla favola del brutto anatrocolo, che forse lo scrittore danese Hans Christian Andersen scrisse proprio a Sestri Levante, il vescovo ha indicato un percorso personale per ciascuno. Dentro di noi ci sono tanti brutti anatroccoli, che sono i nostri difetti, ma a volte anche le nostre paure, perché noi spesso non riusciamo a trasformare in cigni questi anatroccoli, perché siamo presi dal timore, ci chiudiamo, ci giudichiamo, e invece il Signore riesce a farci capire che di doni ne abbiamo davvero molti.
possiamo davvero metterli a servizio e quindi tirare fuori questi bei cigni che dormono dentro di noi. I giovani hanno potuto fare esperienza di una visione di chiesa allargata oltre i confini della propria realtà parrocchiale. Stare magari nella nostra città da soli renderebbe il tutto un po' più difficile, soprattutto perché vedi magari gli altri che vanno a festeggiare in modi anche non sempre in linea con quello in cui crediamo, quindi ovviamente essere qua con tanti altri giovani come noi aiuta ed è bellissimo. Nella suggestività della Baia del Silenzio, illuminata dai flambeau, il momento conclusivo con lo sguardo rivolto al cielo. La santità non è una realtà che fa dormire, ma è gioiosa, che la persona santa è una persona che sa trasmettere la gioia. Inizia domani la visita pastorale di Monsignor Tanasini alle parrocchie di Lavagna. La celebrazione sarà alle 11 nella Basilica di Santo Stefano. Per questo non saranno celebrate le messe delle 10 a Santo Stefano e delle 11 a Nostra Signora del Ponte, a Maria Madre della Chiesa e a Cavi Arenelle. Voltiamo pagina adesso, la cronaca. Dopo un periodo di tranquillità, i ladri sono tornati in azione nel quartiere di Rialto, a Chiavari e a Levi. Almeno 3, infatti, i tentativi di furto che si sono verificati ieri in zona. Indaga la polizia, l'attenzione è altissima da parte di tutte le forze dell'ordine. Vediamo com'è andata. C'è un aspetto inquietante nella vicenda che ieri ha tenuto in apprensione la zona di Levi e Rialto. I ladri hanno colpito casa dopo casa, incuranti degli allarmi e della presenza di persone nelle abitazioni. Per fortuna non è stato rubato nulla. I tentativi di furto, sono almeno 3 quelli segnalati alla polizia di Chiavari, non sono andati a buon fine. Dopo un periodo di tranquillità torna la paura tra gli abitanti della zona. Ieri, racconta una residente, i ladri hanno rotto con una pietra la finestra di una casa e sono entrati nonostante i proprietari fossero all'interno. Questi, secondo la testimonianza, si sono chiusi a chiave e hanno avvertito con il cellulare gli altri vicini. Spaventati, i malviventi sono scappati via. È successo tutto tra le 18 e le 19 del giorno dei Santi. L'area di Rialto e Levi è molto popolata ma anche dispersiva. I ladri hanno settacciato l'area muovendosi di casa in casa e sfuggendo alle forze dell'ordine che intanto erano giunte in zona. Ma se c'è un aspetto che inquieta, ce ne sono anche un paio positivi. Intanto i sistemi di allarme che hanno consentito di avvisare i padroni di casa tempestivamente e sventare gli attacchi. Secondo punto, forse il più importante, la solidarietà tra vicini. Le persone hanno comunicato tra loro grazie ad un gruppo WhatsApp del quartiere, nel quale c'è stato un veloce passaparola e che in quel momento ha funzionato più di ogni altro social. Oggi lo sottolineano anche polizia e carabinieri, che spiegano come l'area di Rialto e Levi sia storicamente attenta e vigilante su questi episodi di cronaca. Un sistema che potrebbe essere adottato da ogni quartiere in ogni comune? Sicuramente un'idea. Intanto i residenti di Rialto vorrebbero che il gruppo di WhatsApp non fosse solo virtuale, ma che tutti si incontrassero per conoscersi meglio e riflettere anche su quanto accaduto. Intanto la polizia sta indagando sui fatti di ieri, sotto controllo le telecamere di videosorveglianza e pattuglia in giro per presidiare la zona nel weekend, con il consiglio di chiamare le forze dell'ordine per ogni sospetto, anche piccolo. È stato arrestato dai carabinieri dopo essere evaso dai domiciliari in manette un genovese di 21 anni residente a Lavagna. Il giovane, che ha precedenti, è stato riconosciuto dai militari della compagnia di SES Levante lontano dal suo domicilio. Sulla strada che collega Santa Margherita Ligure e Portofino è stata inaugurata ieri una targa che ricorda la mareggiata di fine ottobre dello scorso anno e il grande impegno per la ricostruzione. Nel sottolineare la capacità e la prontezza del sistema ligure di protezione civile, il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha dichiarato: celebriamo il lavoro di tanti uomini e donne, volontari, tecnici, amministratori, che in meno di un anno hanno ridato a questo golfo la sua bellezza. Destano qualche preoccupazione i lavori che stanno interessando il Rio Vignale a San Colombano Certeno, Linva Fontana Buona. I consiglieri comunali del gruppo Territorio e Sviluppo, Solari, Aste e Vaccaro, intervengono con una nota per segnalare crepe e cedimenti lungo il muro perimetrale del cimitero in alcune tombe. Il cantiere di lavoro infatti sta interessando la zona del Camposanto. I consiglieri hanno presentato un'interrogazione al sindaco chiedendo di effettuare controlli, anche perché a partire da lunedì un nuovo grande mezzo meccanico effettuerà interventi lungo il muro perimetrale del cimitero con conseguente chiusura totale della strada comunale di Vignale. E si svolgerà lunedì e martedì a Chiavari il saloncino dell'orientamento. Le scuole superiori del territorio presenteranno la loro offerta formativa agli studenti dell'ultimo anno della scuola media. Il saloncino precede di qualche giorno il Salone dell'orientamento di Genova, che si svolgerà al Porto Antico nei giorni dall'11 al 14 di novembre. Vediamo la presentazione.
L'offerta formativa nel Tigullio, così come in tutta Italia, si è moltiplicata e parallelamente è cambiata anche la realtà del mondo del lavoro. Orientarsi dunque è diventato essenziale. Risponde a questa esigenza delle famiglie e dei ragazzi il saloncino dell'orientamento che si svolgerà a Chiavari nei locali dell'Auditorium San Francesco lunedì e martedì. Le offerte sono tante, il saloncino dà un'immagine un po' complessiva di quello che il nostro territorio può offrire. È necessario anche ragionare sull'orientamento scolastico e quindi sulla scuola che i ragazzi frequenteranno per i prossimi 5 anni, con questa apertura a capire l'evoluzione che la nostra società e la nostra realtà economica avrà nei prossimi anni, quindi un orientamento è ancora più necessario di prima. Promossa dal Comune di Chiavari in accordo con Città Metropolitana di Genova e Regione Liguria, l'iniziativa viene riproposta anche quest'anno con modalità simili a quelle dello scorso anno. Le mattine saranno dedicate alle scuole, i pomeriggi sono ad ingresso libero per le famiglie con orario 14, 18 e 30. Sono 10 le scuole che prendono parte all'iniziativa. Fra le novità un consolidamento dell'offerta formativa dell'Accademia del Turismo di Lavagna e il nuovo curriculum degli studi del Liceo Scientifico Sportivo Gianelli. Fra le novità anche un nuovo corso che sarà avviato all'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari. Si tratta di un corso che aiuta i ragazzi a prepararsi alla gestione della pubblica amministrazione, di tutti gli enti di pubblica amministrazione, in particolare del Comune. La grossa novità è che questo corso nasce con un protocollo d'intesa tra Comune e Istituto, dove il Comune si impegna a fornire le necessarie lezioni, visite e comunque a collaborare nella preparazione anche del programma, e l'Istituto Tecnico si impegna a piegare i propri programmi in questo senso. Noi abbiamo bisogno oggi più che mai, come enti pubblici, di una competenza specifica, in tutti i campi, nei servizi sociali come nell'edilizia pubblica o nell'edilizia privata. Abbiamo bisogno di persone competenti. E il piano di dimensionamento scolastico, che contiene tutte le novità relative all'offerta formativa in Liguria, è stato approvato dalla Commissione regionale competente. Contiene l'istituzione di un istituto comprensivo in Valle Scrivia e il potenziamento dei corsi serali che inizieranno nel prossimo anno scolastico in diverse scuole, fra cui il Liceti di Rapallo, e cresce l'offerta anche per il settore agrario e agroalimentare con l'attivazione di nuovi corsi nel Ponente e a Genova. Il piano ora dovrà essere approvato in Consiglio regionale, dove arriverà il 19 di novembre. E resterà aperta sino a domani l'esposizione di oggetti recuperati dal guardaroba e dal magazzino cittadino della Caritas diocesana, promossa insieme alla cooperativa Nabot e allestita. Sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 nell'auditorium del centro sociale San Giovanni in via Raggio a Chiavari. In ogni cosa si nasconde un tesoro. Allora questa mostra vuol proprio far vedere che nelle cose che la gente lascia si nasconde una seconda vita. Abbiamo costruito borse, astucci, sciarpe e tante altre cose. I mobili sono stati puliti, risistemati e anche quelli sono pronti per andare ad abitare in una casa nuova. Si vedono diverse persone che stanno venendo. È venuta tanta gente, sì, sia oggi che ieri. Siamo aperti fino a domani alle 7, quindi vi aspettiamo, ma abbiamo avuto una buona affluenza di persone che apprezzano. Ecco, e le offerte? Le offerte sono per i progetti della Caritas del guardaroba, per cui verranno poi reinvestiti nell'acquisto di materiali di prima necessità che servono alle persone che non possono permetterselo. Questa idea come è nata di fare la mostra? Allora, questa idea è nata dal vedere quante cose belle ci sono in giro e che possono essere riprese, rimesse insieme. Ad esempio abbiamo visto che ad esempio 2 cravatte bellissime sistemate insieme possono diventare una cintura, quindi hanno davvero un'altra possibilità. Cosa dite di questa mostra? Direi che è una cosa molto interessante ed è un'iniziativa encomiabile, in quanto sono oggetti semplici, dati dalla gente con cuore, e con cuore poi successivamente verrà donato il ricavato. Sono iniziative, ripeto, che bisognerebbe riproporre
più volte, proprio perché danno una realtà di quello che è la brava gente, la gente che è semplice, come siamo noi poi del resto. Andiamo adesso sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia. Il Forum Ligure delle associazioni familiari ha scritto a deputati e senatori eletti in Liguria chiedendo una maggiore attenzione alle politiche familiari e demografiche in sede di predisposizione della legge di bilancio. La presa di posizione del Forum Ligure si inserisce dunque nell'acceso dibattito di queste ore sulla bozza del documento con una richiesta precisa, quella di introdurre nella manovra l'assegno unico per tutte le famiglie con figli. Il Forum inoltre respinge al mittente le misure ipotizzate che, si legge nella nota, hanno il sapore dell'assistenzialismo e della provvisorietà. E adesso uno sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Vediamo. Appuntamenti in programma per domenica 3 novembre. Il Palazzetto dello Sport di Chiavari, a San Pier di Canne, ospita la gara interregionale di scherma, organizzata dalla società chiavarese. Gare al via dalle 9:30. Celebrazioni per la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. A Cogorno trova alle 15:15 in Piazza Aldo Moro per la deposizione delle corone. A Sesti Levante alle 10 la messa nella chiesa di San Antonio, a seguire corteo con banda cittadina e deposizione della corona ai caduti. A Rapallo messa in basilica alle 10, seguita dal corteo e dalla deposizione della corona in mare. Ultima giornata del Festival del Turismo Responsabile ITH a Sesti Levante, promosso dal Comune e dall'Associazione Mediterraneo. Un evento che propone varie iniziative e dimostrazioni, il cui tema centrale è la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle politiche turistiche. Apertura alle visite del Museo Diocesano di Arte Sacra dalle 10 alle 12 in Piazza Nostra Signora dell'Orto 5 a Chiavari. Nell'area ludico-sportiva di San Maurizio di Monti, a Rapallo, il Comitato Fuochi organizza una castagnata. Dalle 12, apertura degli stand gastronomici. Alle 20, ballo liscio con l'orchestra Caravel. Dalle 15 alle 17, apertura alle visite della mostra pittorica e modi di Eugenio Feresin nel Museo del Damasco di Lorsica. Un pomeriggio dedicato a Paganini all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Niccolò, passioni e inquietudini di un genio. È un reading concerto che racconta la vita e l'arte del musicista genovese. L'inizio alle 15:30. I ragazzi delle parrocchie della zona pastorale di San Salvatore organizzano pizze d'altro mondo. Durante la serata preparano e vendono pizze, il cui ricavato sarà devoluto alle missioni di Man in Costa d'Avorio e Lima in Perù. Per informazioni e prenotazione rivolgersi al 338 40 79 643. Appuntamenti in programma per lunedì 4 novembre. Celebrazioni per la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. A Zoagli alle 11:30 la messa nella chiesa di San Martino e la deposizione delle corone. Alle 18 la messa nella chiesa di San Ambrogio. A Casa Alza Ligure, omaggio del gruppo Alpini e del corpo bandistico alle 9:30 presso il Monumento dei Caduti di Piazza Mazzini. A Chiavari la messa nella cattedrale alle 10:30, a seguire deposizione delle corone al Monumento dei Caduti in Piazza Roma. A Lavagna raduno alle 10:15 dal Palazzo Comunale per la deposizione delle corone e poi il corteo. Dalle 10 alle 11:30 nella sede del CIF di via Costa Aguta a Chiavari, workshop per imparare a creare un cadeau con le proprie mani. All'interno dei corsi di cultura a Chiavari, lezione di storia dell'arte con Roberto Altman, dedicata a Goya, Velázquez e Picasso, dalle 15 alle 18:30 in via del Pino 2. In chiusura una notizia di sport: si è giocata l'11ª giornata del campionato di Serie B, la Virtus Entella in trasferta è stata sconfitta per 2-1 dalla Salernitana, tutto negli ultimi 10 minuti della ripresa. A segno i padroni di casa con Maestro all'80° e Yallow all'84° ad accorciare le distanze per i biancocelesti, la rete all'89° del secondo tempo di Poli. Entella dunque che resta ferma a metà classifica. È tutto per questa edizione del Tigullio oggi, l'informazione torna lunedì mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa, l'informazione continua anche sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.